Buonasera a tutti, vestiti voi, tenore di oggi, dia 23 del mese del Triula, la messa e 24. Bene, ben trovato a tutto, cominciamo direttamente come le parentesi, la fotografia che è uguale a Saeresi, un biaitino un po' che scaricato, insomma, annuato, che sai da comunque il ruolo un po' quello dell'errezinesimo ma non è proprio luminoso al massimo, però il calore è messo matissimo. Ecco qua. I dimori te non nata, poi le prendo tutto da die, o e Iovia, i dimori scrasche Napoli, le prendo tutto da die su mattesso, i dimori scale temperatura, poi è 35 gradi, 22 la minima, casa 32 la massima e 21 la minima. Bene, coliamolo a Sannova, Sale Oie, beh, intanto bisogna questo il mobile, se qualcuno è la descritta il DCTV anche di tutto, insomma, cioè, naturalmente là che tutto a gratis, insomma, che sul pagamento, chi è, basta qualche cosa, denaro, la saida, può interessare questo Cumò, insomma, è stata una fattura abbastanza buona, potete essere interessati. Quindi comunque si prende il mobile in stile Novecento, ramantioso di questo tipo di mobile interessato, telefono a suo numero 39 38 il weekend il 21 86 75. Poi posamento che no, scusate, prima abbiamo scosto, il costo zero in Piazza Capitale, si bisogna suonare del sonoro, a uno dopo film, ingresso gratuito naturalmente per Alberto Siotto e Antonio Sanna a San 9 del 0, complesso museale etnografico Bittese, MUBI MMT, cooperativa Istelai organizzata, che sostiene adesso Comune dei Vizi e i borghi autentici, che è una sbrigatura, però tutto sul borgo, che si caso autentico, si sborsano denari, se non ne sborsano denari, autentico non sono. Funziona GAI. In Lugula siamo a Tessora, cinema sotto le stelle, Nemos andando per mare, anche riferimento a Ulisse per essere una cosa ambientata in Ulisse Pastori, a Modernare, tipo occasione è Giovanni Masia. Giovedì 23 luglio 2026, ore 21:30, piazza del Sorballo a Lula, ingresso gratuito. Posamento poi che è possibile scaricare da internet, da su web, su libro curato da Giovanni Villa, di poesia di Ammento di Bacchireggio Bannini. Entriamo sul giornale, la rassegna stampa, investe l'ex ragazza ucciso. Barisaldo, 19enne, è stato accoltellato a morte dopo una colluttazione. Sotto torchio in caserma l'attuale fidanzato e il fratello della 21enne Travolta. In pratica poi vabbè, lo leghiamo nell'articolo. Litiga con la moglie e poi si schianta sulla 131. Al via la partnership tra Aeritalia e ITA. Troppe ricette medie a rischio di sistema. Medico di base, laboratori di analisi, gli esami non finiscono mai. Sinner in vacanza a Porto Rafael, De Martino a San Pantaleo. La nuova estate, i VIP paralizzati nell'Ilva. Paparazzati nell'isola, paparazzati per spaparazzo perché la fotografano continuamente. Sardegna sempre più meta di VIP nazionali, Gianni Sinner è stato paparazzato con la fidanzata Laila Asanovic a Porto Rafael, il conduttore Stefano De Martino si concede per una foto in posa con lo staff del caffè Nina nella piazza di San Pantaleo Lorella Cuccarini e a Capocomino. Vabbè. E chi è? Ginna Futiti.
19enne, ucciso a coltellate, poco prima aveva travolto con l'auto una ragazza di cui forse era invaghito. Morto per 2 coltellate, Simone Concas, 19 anni, di Barissaldo, è stato ucciso ieri vicino agli impianti sportivi di Circillai. Poco prima il giovane aveva visto la ragazza di cui era invaghito insieme al fidanzato e l'aveva investita. La 22enne ora è ricoverata a Cagliari. Il fratello e il fidanzato lo hanno inseguito fino all'epilogo mortale. A tarda sera i due erano ancora in caserma. Oh, che asino fatta. La Sardegna brucia, nuvola nera sulla 554. Schianto mortale a Budoni, si è schiantato con la sua Passat contro la barriera di cemento armato a Budoni mentre viaggiava contromano sulla Olbia Nuoro. Il 34enne ucraino, che aveva appena litigato con la moglie, è morto sul colpo. Si è salvato il figlio di 9 anni, meno male. Schianto mortale a Budoni, la tragedia, vittima 34enne, salvato il figlio di 9 anni. Allora, questo vabbè, l'abbiamo messo. Andiamo da innanzi, medicina, in debito d'ossigeno. Saiu, a ottobre il reparto rischia di restare con un solo medico nelle gambe dell'ospedale di Nuoro San Francesco. La regione annuncia assunzioni, ma Nuoro perde medici. Da ottobre la medicina trasfusionale dell'ospedale San Francesco rischia di rimanere con un solo medico strutturato, con problemi enormi per tutto l'ospedale. A dirlo è il consigliere comunale e provinciale Pierluigi Saiu, mentre la governatrice Alessandra Todde continua ad annunciare piani straordinari e migliaia di assunzioni nella sanità sarda. La realtà racconta una storia molto diversa. Attacca l'esponente del centro-destra Saiu. La SL Oristano, con determinazione dirigenziale numero 114 del 15 luglio, ha assunto una delle 2 dottoresse oggi in servizio a Nuoro, utilizzando una graduatoria che avrebbe dovuto contribuire a rafforzare San Francesco e che invece produce l'effetto opposto, cioè ricapitato dal dottore. Telefoni e internet, disagi continui, a Siniscola parte una raccolta firme. Il comitato di residenti abbiamo inviato una diffida ai gestori delle linee. Meno male che non l'hanno mandata a Mattarella, Casio Zaggai, poi Mattarella non ha nessun potere in questa cosa, però li mandano a salire. Dopo le proteste dei giorni scorsi da parte dell'amministrazione comunale e diversi consiglieri di maggioranza e opposizione, cresce il malumore per i continui disagi legati alla carenza o assenza totale di segnale telefonico da parte di quasi tutte le compagnie che operano nel mercato locale. Siniscola in quest'ultima settimana, così come Posada ed altri comuni limitrofi, sono rimasti isolati dal mondo, sia sulle linee fisse sia dai gestori mobili. Una situazione insostenibile che ha portato ad avviare una massiccia raccolta di firme che in pochi giorni ha raccolto l'adesione di migliaia di utenti. Cittadini, imprese, commercianti e professionisti di Siniscola dicono basta a questa situazione, dice Lorenzo Chisi, portavoce del comitato diritto alla connessione. Unione dei comuni cambia al vertice, abbiamo già i dati, Doneggio presidente e Piloso vice. Siniscola, il sindaco di Osida, è stato eletto all'unanimità all'ultima seduta, gli tocca a De turno, quindi eletto all'unanimità. Orosei si prepara a Poetas in Baronia, il comune ospiterà l'evento in autunno. In gara ci saranno 20 amanti dei versi a tema libero e in lingua sarda. L'identità della Sardegna è rappresentata e si fortifica anche nel tramandare la sua memoria storica attraverso il racconto della sua società, delle sue tradizioni, della sua fede e di tanto altro ancora attraverso la poesia in lingua orale e scritta. Mi rimando io de esa generazione de esos piscinos
battori che bendicanno in sutta chi è in grado di leggere questa poesia. Cioè, chi è la sola scrienne questa poesia? Sì, indomi solo a sospizzindolo, non le imparano a usarlo. Cioè, sono scrienne poesie di sardo, però subito sono non comprensibili da so sardo praticamente. Cioè, generazione nuova non la comprende questa poesia in lingua sarda. Pensate, volete, perdete questo popolo, cioè che l'ufficio di questo popolo non ischini, non comprendono la lingua di questo popolo. Una cosa assurda, ma purtroppo è rai. PD e progressisti, ultime trattative prima della fusione. In consiglio vertice la Izzelda Uras si va avanti verso il gruppo unico. Ecco, noi che erano entrare progressista il suo PD, la fusione del suo gruppo, destinati a stare assieme, l'intento comune PD e progressisti l'hanno manifestato e condiviso mesi fa in occasione del congresso del partito più piccolo e lunedì prossimo all'assemblea e di elezione DEM si discuterà anche di questo, perché se è vero che nulla osta alla fusione, è altrettanto vero che nel PD ogni decisione è sottoposta all'attenzione dei suoi organi democratici. La fusione è imminente, si parla di dopo l'estate al massimo, intanto 2 giorni fa si sono rivisti i protagonisti dell'operazione. Va bene, va bene. SOS incendi, le fiamme bloccano la 554. In fumo un deposito di pneumatici nel Cagliaritano, 4 elicotteri sul secondo fronte. Stabilisi che il deposito di pneumatici usato, che non si ne approfittano allo smaltire, o se il pneumatico nuovo, ma sicuramente inusato. Maxi Dogo a Monserrato, minacciate alcune abitazioni, paure anche all'Arzaccheno. Inferno senza sosta in Sicilia evacuate oltre 100 persone. Vabbè. Continuità merci, nessuna revoca, questo riguarda Sardegna. Trasporti, il MIT risponde all'interrogazione di Ghirra, progressisti disponibili a istituire un tavolo tecnico. Il governo dice no alla regione, i bandi pubblicati migliorano il sistema attuale. Il governo chiude in modo netto alla richiesta della regione di revocare i 9 bandi di continuità territoriale marittima. Il no su tutta la linea è nero su bianco nella risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'interrogazione parlamentare della deputata dei progressisti Francesca Chirla, che infatti fa notare Roma rivendica la discontinuità marittima da e per la Sardegna, ma la rischire io. Poi bandi correnti. La risposta del MIT è argomentata dal sottosegretario Tullio Ferrante. I bandi attualmente pubblicati sono pienamente coerenti con il percorso istruttorio svolto dal Ministero con gli esiti della verifica di mercato, chiarisce subito. Per quanto riguarda l'eventuale introduzione di correttivi alla procedura in corso, si ricorda che il confronto con gli enti territoriali, gli utenti, gli operatori economici costituisce parte integrante del procedimento previsto dalla delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. In questo ambito la consultazione pubblica ha rappresentato un passaggio fondamentale della verifica di mercato e il dialogo con la Regione Sardegna è proseguito fino alla pubblicazione dei bandi, senza che l'amministrazione formulasse ulteriori richieste e osservazioni. Ecco qua. Bensi la fora volta rete. La regione non ha dato nulla. Quindi troppo danne pane in questo momento non si sono avvistato nulla. L'accordo. Su entrambi i siti web si possono prenotare tutte le trattative nazionali attive, le danne ITA e Aeritalia, intesa per unire network e biglietterie, per praticamente il giorno che stanno a fare ITA e Aeritalia su quel giorno.
praticamente una scomparsa metasimile. Francesco Agus è sicuro, la lotta allo spopolamento si vince nelle campagne. L'assessore, il GAL sono centrali in questa strategia, ma il Lunaratago su questi mesi creare e rafforzare le opportunità di lavoro nelle campagne dell'isola per contrastare lo spopolamento. È la strategia delineata dall'assessore all'agricoltura Francesco Agus, che questo pomeriggio alle 18 parteciperà a Toaghe all'assemblea pubblica del GAL Anglona Coros. Un momento di restituzione del lavoro svolto con l'ultima programmazione dal GAL, ma soprattutto il modo per condividere insieme ai cittadini e agli operatori delle campagne e al distretto rurale le strategie per il futuro. Non vogliamo essere semplici spettatori, non vogliamo sederci ai tavoli per decidere il futuro della politica agricola comune. E vogliamo condividere con le campagne e con il GAL gli obiettivi di questa strategia, spiega Agus. Ricette e prescrizioni mediche, l'isola scala la classifica nazionale, cioè ne un pacchetto. Sono 665,9 ogni 1000 abitanti, il 43% delle visite programmato entro 122 giorni. Cagliari, allora, nuovi dati sulle performance della sanità sarda da Argenas, l'Agenzia Nazionale per la Salute nelle regioni, che raccoglie ed elabora decine di milioni di dati anche su prestazioni e liste di attesa. Nel monitoraggio, quasi quotidiano delle regioni, emerge un uso anomalo di alcune classi nelle prescrizioni. Sono 4 le classi di priorità previste nel piano nazionale del governo, liste d'attesa. Allora, U urgenze, 3 giorni, B breve, 10 giorni, D differita, 30 giorni, per le visite 60 per gli esami e P programmata 120 giorni. E le loro sigle si trovano una di queste una di queste viene barrata in ogni ricetta che prevede un esame. Per le visite P programmate entro 120 giorni, le meno urgenti, le percentuali sul totale è del 43,2%, un valore alto rispetto al panorama nazionale in cui la media è del 38%. Piemonte e Toscana hanno valori sotto il 10%. Basilicata e Campania sono sopra gli 80. Da cosa nasce questa differenza sarda? Dal fatto che, sapendo che non si possono fare esami in tempi brevi, si indicano tempi lunghi. Tutto ciò gonfia artificialmente la percentuale di tempi rispettati. Ecco qua. 120 giorni sono più facili da garantire di 10. Tra i dati che colpiscono le visite con codice U urgenti, solo una su 3 viene presa in carico subito, le altre 2 nei 3 giorni successivi. Il dato aggregato è migliore di 22 punti della media nazionale, 99 contro 76. È migliore di 22 punti che è 99 su 76. Vabbè. Medici di base prestano la regione regole chiare e uniformi con compensi adeguati per le case di comunità. Non c'è ancora accordo tra Regione e medici di medicina generale su come organizzare le nuove aggregazioni funzionali territoriali. I medici lanciano un monito all'assessorato alla sanità ponendo una serie di condizioni. Oggetto del confronto è il ruolo delle AFT nelle nuove case di comunità. Gli AFT sono raggruppamenti di medici che collaborano strettamente condividendo cartelle, pazienti e personale per non lasciare scoperti i pazienti durante il giorno. L'assessorato
vuole che in automatico i medici di base convenzionati e non dipendenti col Servizio Sanitario Regionale lavorino anche nelle case di comunità. Ma il Consiglio regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale ha chiesto alle regioni di arrivare subito all'accordo integrativo regionale sull'attività a quota oraria dei medici di medicina generale nelle case di comunità. Insomma, Bianna non ha solo rubato un contratto a Banna. Allora ne pensiamo in politica internazionale, agente AI hackera un'azienda, ma fuori controllo durante un test di OpenAI, indagini in corso, cioè un agente di intelligenza artificiale di OpenAI è sfuggito al controllo durante un test e ha violato autonomamente Ugin Face, una startup nota agli sviluppatori. Un incidente senza precedenti che ha coinvolto capacità cyber all'avanguardia, riferisce la casa madre di ChatGPT, che annuncia un'indagine congiunta con la piattaforma hackerata, cioè qualche operatore che l'este che sinché dormito canito operando. La richiesta, il sogno di Ornella Muti e della figlia Nike Rivelli. Vogliamo diventare cittadini di Russia. E finalmente in Russia. Ornella Muti e la figlia Nike continuano a coltivare il loro vecchio sogno di diventare cittadini russi e adesso si dicono pronte ad andare fino in fondo per tramutarlo in realtà. Faccio una domanda per la cittadinanza russa, per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegarle, ha spiegato la primogenita della celebre attrice 71enne. Parole riportate dall'agenzia RIA Novosti, secondo cui le due donne, per loro stessa ammissione, stanno anche pensando di comprare una nuova casa a Mosca e a San Pietroburgo per le loro frequenti visite in Russia, dove hanno parenti e amici. La nonna materna della Muti era di San Pietroburgo e poi emigrare in Estonia, dove nacque la madre dell'attrice, la scultrice Ilse Renate Krause, morta nell'ottobre 2020. E la diva italiana già in passato ha più volte manifestato di sentirsi profondamente legata a quel paese. Addio e a menzionare. L'obiettivo, allora, raid di Ucraina sui magazzini dell'Amazon russo. Secondo Zelensky rifornisce l'esercito di Mosca. Cambiano gli uomini, ma non cambia la strategia. Ad inaugurare il nuovo corso ai vertici delle forze armate ucraine sono infatti gli efficaci attacchi profondi in Russia, dove stavolta a farne le spese sono stati i magazzini Uildi Berrier, il gigante dell'e-commerce russo accusato da Volodymyr Zelensky di contribuire a rifornire l'esercito di Mosca. Un raid dal doppio obiettivo, quello di colpire le infrastrutture e contemporaneamente far sentire le conseguenze della guerra anche alla gente comune, già in difficoltà per la crisi di carburante. E beh, in Russia pure devono abitare in guerra. E Trump, vediamo Trump per Fakken, una cosa satira, era Trump e Rai, giù ponti e centrali e arriva un'altra ondata di attacchi. Medio Oriente, la replica degli Ayatollah, siamo pronti a colpire. Ecco qua, finisce il carre su qui. Donald Trump torna ad alzare i toni contro l'Iran, mentre proseguono i raggi statunitensi che si intrecciano con quelli sferrati da Teheran. L'11ª ondata di attacchi, ha riferito il CENTCOM, ha preso di mira centri operativi militari, risorse navali, hangar per aerei, strutture di stoccaggio dei droni, infrastrutture logistiche militari. L'obiettivo resta quello di indebolire ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare la navigazione commerciale. Ecco la NATO ucraino dell'iraniano sul controllo di Hermes.
colloqui tra gli inviati USA e Kiev, fatti passi avanti verso la pace. Il conflitto. Intanto Zelensky ridisegna lo Stato Maggiore ucraino. In questo abbiamo finito, ritorno alle oie e non diamo l'appuntamento, torna a casa. Non basta commento, quindi tancamos.